25.000 € di multe complessivamente scattate a seguito dei controlli dei NAS in 8 allevamenti del Vicentino, nei comuni di Pozzoleone, Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Monticello Conte 8, Castelgomberto e Grisignano di Zocco. Controlli che si sono concentrati sulla provenienza e utilizzo di farmaci veterinari negli allevamenti di vacche da latte e sulla presenza di eventuali residui antibiotici nella produzione di latte crudo che potrebbero comportare gravi danni per la salute dei consumatori. Controlli in cui sono stati rilevati la fornitura e detenzione abusiva di farmaci veterinari in assenza di ricette veterinarie e di documentazione di provenienza, che hanno comportato il sequestro di 50 confezioni di medicinali veterinari dal valore complessivo di 5.000 € e la contestazione delle relative sanzioni amministrative per un valore complessivo di 25.000 €. Si attendono gli esiti sui campionamenti di latte crudo per la verifica dei residui farmacologici. L'attività di controllo e contrasto all'utilizzo illecito di farmaci veterinari proseguirà anche in altre province.